Allora siamo con Emanuel Garcia, questa sera un poker, hai piegato praticamente il Follonica, però partita molto tirata nel primo tempo, poi secondo più respiro. Sì, le partite con il Follonica sono sempre partite difficilissime. Eh, Sempre si deve avere la concentrazione al massimo durante i 50 minuti e penso che sotto questo profilo gli abbiamo fatto una ottima gara. Un po' questo Valdagno che fa fatica a trovare la propria strada, un po' alti e bassi, partite che sembrano facilissime e diventano un problema, poi partite difficili, vediamo anche il derby col Bassano e come stasera si va via alla grande. Hai pienamente ragione, su di quello che noi dobbiamo continuare a lavorare, cercare di magari portare lo stesso livello di concentrazione, di cattiveria sulle partite sulla carta un pochino meno quotate, chiamiamole così, perché sì, si vede che su quelle che dobbiamo avere l'attenzione al 1000% siamo sempre sul pezzo o quasi sempre sul pezzo e sbagliamo di più quando inconscientemente sembrerebbe che sentiamo che la partita è un po' più semplice. Speriamo crescere su questo e cercare di trovare l'equilibrio necessario per non lasciare scappare quei punti che sono scappati fino adesso.